L'igiene è fondamentale, è necessario bardarsi di tutto punto per entrare in allevamento. Ecco qua, questa è la nursery di questo allevamento e sono in compagnia di Massimo Marcomini e Veronica Cordioli. Buongiorno, questo è il vostro allevamento, dicevamo siamo nella Bassa Veronese. Gli allevamenti in Italia sono diminuiti tantissimo negli ultimi anni, voi siete quelli che invece avete rilanciato e avete insomma puntato anche su quello che è adesso una fondamentale per allevare, quindi il benessere animali. Qua è la vostra nursery, però prima di parlare di questo vorrei con voi sapere un po' qualche dettaglio di questo allevamento, che è un allevamento storico di quest'area e che negli ultimi anni ha rilanciato, ha voluto comunque continuare questa attività. Allora, un po' la consistenza della vostra attività. Questo è un allevamento che ha circa 1000 riproduttori e produciamo all'anno attorno ai 60.000 conigli l'anno circa. Che dire, noi ultimamente negli ultimi 5-6 anni abbiamo puntato enormemente tutti i nostri sforzi sul benessere animale, perché oggi come oggi ci crediamo e fondamentalmente per noi questa è la strada giusta che dobbiamo imboccare e percorrere per il futuro. Qua siamo nella nursery, insomma, dove ci sono i piccoli nati e li vediamo. Un dettaglio che cura Veronica, perché Sì. ha questa sensibilità, normalmente insomma le donne hanno più sensibilità da questo Dicono- punto di dicono vista. così, comunque- Questi sono coniglietti appena nati. Sì, queste sono le fattrici, qui ci sono i coniglietti che hanno un giorno, come potete vedere. Viene gestito il nido autonomamente dalla femmina perché viene lasciato sempre aperto, anche se l'oblò si può chiudere, però è lei che gestisce la lattazione, come seguire i coniglietti, e noi il mattino passiamo e controlliamo che abbiano preso il latte, che siano tutto a posto, che il nido sia pulito, sia in ordine, però lasciamo libero spazio alla fattrice, che così si crea un rapporto migliore con i propri coniglietti. Mediamente una fattrice quanti coniglietti è in grado di partorire? Dagli 8-10 coniglietti. Ecco, noi pareggiamo 8, ne lasciamo 8 nel nido, perché dopo c'è quella magari giovane che ne fa 2 o 3, allora li dividiamo e facciamo 8 coniglietti per ogni fattrice, di modo che li possa seguire bene, non vada in stress la femmina e così gli stessi coniglietti crescono meglio. Mentre negli animali insomma di taglia superiore si mette la navetta, parlo di bovini piuttosto che suini, vedo che nell'orecchio delle fattrici c'è un codice, c'è una cifra. Che cos'è? È il codice di acquisto. Quando noi le acquistiamo dal centro di moltiplicazione, mettono un codice per identificare la settimana in cui sono nate e per seguirle, perché arrivano qua a 10-11 settimane, poi rimangono in stallo per arrivare poi a maturazione e metterle in produzione. Massimo, qua stiamo parlando di quante fattrici complessivamente? Qua abbiamo circa 1000 fattrici in produzione. Noi le seguiamo una a una. Prima mia moglie ha detto, per quanto riguarda il codice sull'orecchio, questo codice è indispensabile perché la femmina, da quando che ha 30 giorni di vita, viene messo il suo chip, per così dire, il suo codice, e viene seguita man mano per tutta la sua carriera produttiva. Per quanto tempo si protrae questa carriera? Una femmine come queste, se tenute bene con le dovute precauzioni e soprattutto mantenendo sempre alto il livello del benessere animale, queste sono fattrici che ti durano anche 1 anno e mezzo, 2 anni. Che vuol dire quanti parti all'anno mediamente? Questi qua arriviamo a fargli fare sui 6 parti all'anno e non di più. Pensa a te che ti volevo aggiungere una cosa molto importante. Prima ti ho detto che sono 30 anni che faccio questo lavoro. Da quando ho iniziato, la femmina si andava a coprire dopo 3 giorni dopo il parto. Oggi come oggi abbiamo superato i 20 giorni, proprio per puntare sul benessere dell'animale stesso, perché il coniglio si è visto in passato che non si può spingere, il coniglio ha i suoi tempi, punto e a capo. Qui stiamo parlando di fecondazione artificiale in questo caso? Sì, stiamo parlando anche di fecondazione artificiale. Massimo e Veronica, noi abbiamo visto un primo stadio del vostro allevamento, un settore che in Italia più o meno produce circa 18 milioni di conigli all'anno e che
e coinvolge circa 400 aziende in tutta Italia, molte concentrate nel nord. Abbiamo lasciato quindi la nursery e siamo in un altro capannone dove c'è insomma un secondo stadio di questo allevamento, e qua incontriamo Tonino Candeo, che è responsabile del settore cunicolo di Progeo, e Alberto Frullini, che è il veterinario che segue questo allevamento. Accennavo prima con Marcomini che è un allevamento, uno dei 400 allevamenti che ci sono nel nord Italia. La consistenza degli allevamenti negli ultimi anni è cambiata notevolmente, insomma c'è stata una contrazione dei consumi di carne che ha seguito un po' tutti i settori e anche quello cunicolo. Cosa bolli in pentola adesso in questo settore, dottore? Questo settore comunque sta vivendo una situazione abbastanza di ripresa come vendite e come prezzi di vendita sul mercato. La rarefazione degli allevamenti, la riduzione delle produzioni ci sono state, hanno dato modo al mercato di riprendersi. In questo momento il prezzo è abbastanza soddisfacente e quindi questo ha un po' rivitalizzato il settore, che tuttavia continua ad avere delle problematiche di fondo legate soprattutto al fatto che c'è un problema di ricambio generazionale negli allevamenti un po' difficoltoso, come avviene un po' in tanti altri settori zootecnici italiani e non solo. Negli ultimi 10 anni qual è stata la flessione produttiva, insomma, parlando in termini di volumi, quindi di milioni di capi prodotti in Italia? Allora, nel 2007 abbiamo avuto l'apice della produzione di conigli con circa 30 milioni di capi prodotti in Italia. Nell'ultimo anno la produzione si è ridotta a 18 milioni e una certa riduzione è proseguita anche nel corso di questo anno, arrivando a un calo, secondo gli ultimi dati disponibili fino a luglio, attorno a un 5% rispetto all'anno precedente. Insomma, l'Italia si può dire che è autosufficiente in termini di produzione di carne bianca, in questo caso di coniglio? Assolutamente. Allora, l'autoproduzione di carne cunicola in Italia è all'incirca il 95%. Quindi il prodotto estero rappresenta quote minime di produzione. Certo che negli anni di crisi quel 5, 6, 7% di prodotto che è arrivato dall'estero magari a prezzi molto competitivi è quello che ha contribuito a creare situazioni di difficoltà e di disagio nel mercato. Dottor Frullini, abbiamo parlato di benessere animali, questo è un allevamento che lo rispetta e che ha adeguato e si è adeguato. Questo è necessario per stare al passo coi tempi, non solo perché lo richiedono le normative europee che poi vengono recepite a livello nazionale, ma perché anche il consumatore vuole che un animale venga allevato con rispetto. Sì, questo è proprio il prototipo di un allevamento dove viene rispettato, dove il benessere, almeno fino adesso, è al massimo dei livelli. Con queste gabbie qui particolari, che si chiamano proprio gabbie benessere, abbiamo la possibilità di avere le femmine che una volta che hanno partorito si spostano sulla parte alta che viene chiamato soppalco e quindi hanno un momento anche di tranquillità. La nidiata sta nella parte bassa e la femmina poi ogni tanto scende, allatta e ritorna nella parte alta del soppalco. Quindi viene facendo anche il piccolo salto, viene in questa maniera si ricorda anche i salti che gli animali fanno in natura e quindi si rispecchia quello che può succedere normalmente in aperta campagna. Ecco. Qua siamo nella fase successiva alla nursery, gli animali sono già più grandi. Una cosa che non ho chiesto prima è nella gabbietta dove c'erano i piccoli, dove c'erano i cuccioli, c'era pelo
che era mescolato con trucciolo, ho capito bene? Trucciolo di pino, sì, con trucciolo di pino sterilizzato, proprio per tenere la pulizia del nido e che rimangano asciutti e al caldo. E quindi questo è fondamentale perché la temperatura ottimale del cucciolo quanto deve Deve essere? rimanere intorno ai 30 gradi perché nascono senza il pelo, perciò non devono raffreddare. Invece nelle situazioni diciamo estive, quando all'esterno ci sono più di 30 gradi, c'è un condizionamento qua all'interno del Nel capannone. modo di condizionare abbiamo il cooling, c'è una parete che viene raffrescata d'acqua e il ventilatore porta fuori, tira l'aria calda e tira dentro l'aria fresca per raffrescare l'ambiente.